Consiglierei al Presidente Monti di fare una valutazione seria, oltre che sui costi della politica che riguardano i partiti, anche i costi della politica che riguardano i gruppi parlamentari, i gruppi consigliari, magari anche a livello regionale. Chi va a Sanremo, chi frequenta determinati spettacoli, abbiano il dovere, e non solo il dovere, ma anche il limite legale di dover diminuire certi sprechi. Le auto blu, far muovere anche un po' questi politici, così buttano giù anche un po' di pancetta. Usare il vecchio Cinemaltino come edificio per la musica, invece del nuovo progetto che vogliono fare spendendo non so quanto, ma un quantitativo industriale di denaro. Basta lingotti d'oro e basta gioielli, quindi basta finanziamenti ai partiti, quando i cittadini già avevano detto che i premi elettorali non andavano bene. Gente che fa finta di lavorare e non lavora, cioè non rende alla società. Venire qua, almeno per oggi, copiare una grande iniziativa del Veneto, portarla a Roma, passatemi il termine, obbligare gli altri a copiarla, e se non lo fanno gli tagli i fondi. Secondo me lei ce l'ha con lo stipendio dei parlamentari. No, intanto non avevo con nessuno. Beh, poi sinceramente non sapevo neanche che chiedesse lo stipendio ai miei parlamentari, allora io sono in questo momento grazie delle informazioni. Forse ciao.